Si confessa Natale Giunta, lo chef che ha fatto arrestare 4 estorsori che gli avevano chiesto il pizzo. Tutto è iniziato lo scorso 12 marzo, quando Antonino Ciresi e Maurizio Lucchese, nell'ufficio di Giunta, gli elencarono tutte le attività che lo chef aveva in città: il servizio catering per il bar del Teatro Massimo, il ristorante al Castello a Mare. Un'analisi precisa e dettagliata, segno che i 2 presunti estorsori avevano fatto le loro indagini e tutti erano a conoscenza delle attività imprenditoriali del cuoco. Anche i boss in carcere vedono la televisione, gli avevano detto i 2, per spingerlo a mettersi a posto e dare 4.000 euro, 2 a Natale e 2 a Pasqua, per chi si trova in carcere. Natale Giunta non pagò e fece sapere che non aveva i soldi per farlo. Si presentò ai carabinieri e iniziò una lunga serie di denunce che portarono alle intimidazioni, che, come dice lo stesso Giunta, ti fanno passare per la testa tante cose. Passano tante cose, passano dei messaggi, ti devi fermare, io mi sono fermato e ho pensato a tre cose importanti. Uno di denunciarli, ed è quello che ho fatto subito, due di pagare, tre di chiudere tutto. Ho preso la prima palla al piede e li ho denunciati immediatamente senza avere nessun pensiero. E quindi questo è quello che è il messaggio che oggi sto lanciando, e quello che io ho subito è questo. Io non mi sono sentito da solo, ho avuto accanto la mia famiglia che ho condiviso questo, ho avuto accanto le associazioni di categoria, Confindustria, Libero Futuro, dove sono stati accanto a noi per questa vicenda e naturalmente hanno contribuito a starci accanto, che questa è la cosa più importante perché non ti devi sentire da solo. E oggi la cosa più bella invece che ho ricevuto, che non immaginavo, ehm, messaggi a gente comune, significa che qualcosa è cambiato. Congratulazioni alla gente comune, che ricevere le congratulazioni alla gente comune è quasi impensabile in momenti simili. Invece non solidarietà, ma congratulazione. Oggi, da stamattina, che ricevo telefonate di complimenti, che è una cosa alquanto strana, significa che questa terra è pronta a cambiare. Non farvi calpestare la vostra dignità, perché se tu paghi continui ad alimentare un cancro e il cancro va sterminato. Significa che oggi la strada da percorrere è quella della legalità, li denunci e chiudi questa vicenda. Non possiamo ancora oggi pensare di aprire un'attività e avere un altro socio dentro, perché questo si tratta. Socio illegale che oggi entra per questo e domani mattina non lo sai per cosa ti arriva.